ce lo doveva fare. Ce lo doveva fare. Ce lo doveva fare. Kalinic ce lo doveva segnare. Ma era scritto, dopo la partita d'andata era scritto, però sinceramente doppietta non me l'aspettavo nemmeno io, perché penso che doppietta non la facesse da non si sa quanto. Ovviamente abbiamo risvegliato i morti, ma questa cosa era veramente molto scontata. Partita di merda, partita veramente di merda. Mi sto a romper cazzo di tutto questo coronavirus e Cragno è meglio di Olsen e Olsen è meglio di Cragno e fiducia a Maran. Basta. L'unica cosa che mi rende felice oggi è il fatto che Pereiro abbia trovato il gol. Sono contento per lui. João Pedro mi ha segnato al fantacalcio, ma ovviamente doveva sbagliare rigore. Quindi però per il resto la merda, veramente la merda. Sinceramente non c'ho da dire tantissimo sulla partita, perché abbiamo fatto veramente cagare, specialmente a livello difensivo. Siamo stati imbarazzanti, veramente imbarazzanti. Tra l'altro, se la Roma non avesse preso le due traverse, scusate se non vi guardo, se la Roma non avesse preso le due traverse avremmo perso 6-4, cioè 6-3, 6-4, 6-3, sì. Quindi di che stiamo a parlare? Abbiamo visto che il problema non è che Olsen è più forte di Cragno, perché secondo me stiamo parlando di due portieri equivalenti, perché Cragno è un buon prospetto e Olsen ha l'esperienza dalla sua, ma non è quello il fatto, non è il portiere il problema. Sono, penso, i centrali difensivi il problema è il terzino destro assente da non si sa quanto, il problema è che abbiamo un terzino sinistro che fornisce gli assist alla squadra avversaria, il problema è che abbiamo un regista che il regista non ha fatto, perché è Pisacane il regista del Cagliari a tutti gli effetti. Oliva, a parte il bellissimo assist per il bellissimo gol di João Pedro, non ha combinato una minchia. Nainggolan ha sbagliato un sacco di cose oggi. Il momento è nero. È un momento nero. Siamo in una crisi nera. E quando si è in momenti di crisi nera, la cosa migliore da fare è starsene zitti, a partire dal presidente, a partire dagli allenatori, tutti. Conferenze stampa zero, nessuno deve parlare, via i telefoni, via i social, via tutto. Sparite. E sinceramente sono anche meno incazzato di quello che pensavo di essere, devo essere sincero, perché poi chi mi conosce lo sa, per me sta partita è un derby, quindi la sconfitta brucia ancora di più quando è contro la Roma per me. E sinceramente, per quanto me ne può fregare sta partita, nonostante sia un derby, i tifosi romanisti possono pure venire a godere qua sotto, non me ne frega un cazzo. La cosa a cui però devo rendere conto, paradossalmente, è che nonostante vabbè la Roma ha meritato di vincere, perché sul campo ha meritato di vincere, ma la gestione degli ultimi minuti della Roma è stata perfetta. Sinceramente parlando, è stata perfetta, perché ci hanno saputo far roder culo. Noi abbiamo perso completamente tutta la lucidità, la farò prima o poi, possibile e immaginabile, e ce l'hanno buttato al culo. Complimenti alla Roma, è l'unica cosa che mi è da dire. Veramente. A parte quello non so che altro dire. Perché dei nostri non è che c'è da dire più di tanto. Mi dispiace solo che continua questo momento di crisi nera, però prima o poi finirà. Si spera. Altrimenti andremo in Serie B, che cazzo ve devo dire? Andremo in Serie B. Vabbè, la Serie B è esagerata, però tocca darsi una regolata, perché così non va bene, Così non va per niente bene. Che schifo, veramente che schifo.
Io spero, tanto non succede, perché non succede, anzi, fammi mettere Sky, non succede, ma spero che presidente, allenatore, dirigenti, giocatori ci abbiano la decenza di starse zitti per stavolta, di non fare nessuna conferenza stampa né niente, perché non servono i ritiri, serviva cambiare allenatore. Mo' voglio vedere se sta fiducia che gli ha dato Giolini a Maran continuerà. Se continua la cosa è preoccupante, è veramente preoccupante. Però staremo a vedere. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.